Questa trasmissione è offerta da Movest, trasporti, spedizioni, logistica. Una buona giornata, un buon sabato, il campanile del sabato, siamo in piazza Indipendenza a Cervignano, sta ripartendo tutto, il Covid purtroppo c'è ancora, ma come vedete questa è Cervignano. Io ringrazio in particolare il sindaco Andrea Balducci, e questa volta non sbaglio, forse era l'emozione, ma l'ho chiamato Carlucci e lui in maniera molto nobile l'ha detto sorridendo, e questo è diventato quasi un leitmotiv della nostra conoscenza. Allora sindaco, intanto questo è il primo Natale con la fascia tricolore. Sì, sono passati quasi 5 mesi dall'inizio del nostro mandato. Abbiamo avuto la fortuna di raccogliere già alcuni risultati, in particolare per il progetto di rigenerazione urbana all'interno dell'ex caserma Montepasubio, e con il prossimo anno vorremmo dare anche qualche segnale di rivitalizzazione invece all'interno della nostra comunità, con una serie di eventi che stiamo già programmando. Balducci ci lascerà per qualche decina di minuti perché c'è un evento importante qua sopra, una coppia ha deciso di unirsi in matrimonio e sarà... Quanti matrimoni hai celebrato, sindaco, fino ad oggi? Sicuramente più del parroco, infatti mi guarda, quando ci incrociamo mi guarda con un occhio un po'... Quindi è diventata quasi una competizione fra matrimonio laico e religioso. Esatto, però abbiamo un ampio margine di vantaggio, quasi quanto il Napoli sulle dirette inseguitrici per quanto riguarda... L'ha detta lui, a questo punto scenderà il sindaco con una maglia che lui tiene quasi come un rosario, perché lui è un grande tifo. Quanto stai godendo in questo momento, sindaco? Molto, però anche bisogna usare un po' di scaramanzia, perché insomma sappiamo che... Siamo in diretta, sindaco, ma scaramanzia, siete avanti di quanti punti? 8 punti. Insomma, è un Napoli stellare. Vado su. Ti vai a sposare, ti aspettiamo fra poco. Con chi comincio? Posso cominciare con i donatori di sangue o... Con Tito Ricciarelli, baseball, perché poi ha un direttivo molto importante. È tutto in diretta, saluto ovviamente il nostro Fabio Di Bernardo in regia, Simone Caramaschi in ripresa, e c'è un cappellino che di fatto ci dice Ricciarelli. Siamo caratterizzati dal baseball cervignano, solo noi abbiamo il berrettino. Senta, questo è uno sport che volgarmente dice sport minore, ma qui è particolarmente inserito. Diciamo che siamo radicati da 50 anni e quest'anno facciamo il cinquantennio, così abbiamo anche portato il libro che abbiamo stampato, così ve lo portate via dopo. Ecco, mostriamo la copertina. Senta, che il dio calcio regna sovrano, ma a Cervignano c'è anche il baseball che regna sovrano. Esatto, siamo una realtà completa, abbiamo un settore giovanile importante, e siamo in Serie A con la prima squadra e da 2 anni abbiamo ripreso il settore femminile, perciò diciamo che abbiamo tutti i settori completi e abbiamo un bel numero di ragazzi, diciamo 175 tesserati, e abbiamo avuto anche una bella soddisfazione l'altro anno che il gruppo Under 12 ha vinto il campionato nazionale e stiamo a buoni livelli perché abbiamo anche tecnici importanti. Ecco. Senta, lei diceva 175 tesserati, un nome che magari è stato menzionato in quel libro a cui dire grazie, che magari è andato avanti e non c'è più per il baseball. Diciamo della vecchia guardia abbiamo Briganti Fabio che ci ha lasciato, era uno dei fondatori. Ecco. Quante volte vi trovate in che impianto sportivo? Allora abbiamo un doppio campo, uno per ragazzi che è a 70 metri e uno per i più grandi. È un campo diciamo a livello internazionale, abbiamo fatto già un mondiale sia nel grande che nel piccolo, perciò le strutture non ci mancano, siamo
stiamo bene, ecco, anche per questo siamo cresciuti molto negli ultimi anni, perché avendo le strutture si può anche lavorare di più con i giovani, andare nelle scuole a cercare i ragazzi per poterli avvicinare. Se non hai strutture è difficile, ecco. Grazie. Prego. Vedete, sono delle pillole, ci sono tante associazioni, ci siamo sentiti 72 ore fa con il sindaco, primo cittadino ha schiacciato il bottone e questa è la risposta. Io vorrei andare da questo signore, che ringrazio perché tra l'altro non sta benissimo, Roberto Tomat, veterani dello sport, quindi così lo intervistiamo e lasciamo che vada al caldo. Ma senti, veterani dello sport, intanto quanti e chi? Non menzioniamoli tutti. No, però... allora ti dico 170 soci, la nostra associazione nazionale, qua a Cervignano abbiamo forse il gruppo più numeroso del Friuli Venezia Giulia, solo che noi ci caratterizziamo perché siccome siamo stati esportivi, anche se non si vede, abbiamo ricevuto e cerchiamo di restituire in parte, quindi noi ci dedichiamo alla cultura, allo sport non nostro ma di altri, alla solidarietà e all'integrazione. Cerchiamo di vivere e quindi cercare di portare nella comunità questi valori che noi riteniamo importanti, perché altro sì, ormai. Ecco, Presidente, per essere definito veterano dello sport, che cosa deve aver fatto? Allora, una volta era una categoria, dovevi avere 35 anni e aver fatto sport. Oggi, siccome non ne abbiamo più soci, anche tu se vuoi puoi diventare veterano dello sport. Che sport hai praticato? Pallacanestro. Senti, in questo momento non stiamo male in Friuli, abbiamo due grandi formazioni. No, non lo stiamo male, no, ma lo stiamo male neanche a Cervignano, come hai intervistato adesso il nostro amico Tito. Cioè, abbiamo una squadra di Serie A, abbiamo una squadra di calcio in eccellenza, abbiamo un'associazione di basket che ha vinto il campionato regionale dei giovani. Cioè, c'è un movimento, abbiamo baseball, pallavolo, c'è un movimento. Il paese ha 14.000 abitanti, però c'è un movimento, c'è una cultura perlomeno dello sport. Un evento che state organizzando e che magari al quale guardate con grande fiducia? Allora, ti dico quello che abbiamo fatto, perché adesso stiamo finendo alla fine dell'anno. Abbiamo fatto due. In settembre abbiamo fatto il Gran Galà dello sport, che per noi è una festa clou dove premiamo alcuni atleti, eccetera. Siccome ci mettiamo sempre dentro qualcosa, quest'anno abbiamo portato Paola Turcutto, che è la ciclista, che ha scritto un libro contro il doping, e l'abbiamo portato giù. E l'altro, che abbiamo inaugurato assieme al sindaco e all'amministrazione l'altro giorno nella scuola di Via Caiù, l'albero della vita fatto in mosaico dagli alunni delle quinte, i ragazzi del camp, con un intervento di sponsorizzazione da parte della comunità. Ecco, questo è. Grazie Tomat, aspetta la pubblicità che così ci salutiamo e così poi va al sicuro e così vediamo che tu guarisca da un'influenza, un po' di tracheite, sì. un po' di tracheite. Allora io vorrei andare da questi signori ai quali noi dobbiamo dire grazie ogni giorno. C'è il coordinatore, si chiama? Dimmelo tu, con questi occhiali, guardate gli occhiali di questo signore, è Catarin Frangesi, è quello che balza l'occhio di... Giorgio Vescul. Ma dove hai comprato questi occhiali? Belli però. A Cervignano. Cervignano, guarda, è un giallo protezione civile. Vescul, buonasera. Allora, intanto ci sono, qui sono rispettate le quote, vieni da questa parte così ti inquadrano bene. Quante signore ci sono che portano la divisa? Allora sono 2, 3. Su quanti maschietti? 20, no, allora 3, 22. Che In cosa totale circa siamo 25 volontari. Che cosa fa la protezione civile a Cervignano? Di solito noi interveniamo sulle emergenze, nel nostro territorio principalmente acqua e caduta alberi. Senti, che cos'è che vi fa proprio impazzire la Ussacorno? Che cosa esonda da queste parti? No, per esondare per il momento no. Siamo andati vicini con l'alta marea, però non ha esondato. Pochi giorni fa, tra l'altro. Tra l'altro pochi giorni fa. Senti, e i giovani ci sono? Pochi. I giovani sono pochi. Siamo alla ricerca di giovani. Senti, il fatto di avere la sede regionale di Palmanova vicino è un vantaggio? Sì, diciamo di sì. Diciamo? Sì. Diciamo. Presentami tu queste tre anime. Allora, questo è Livio Ferlisi, capo squadra e manager formativo, Marica Bagolin e Stefania Agostini. Ecco, la D'Agostini fa un po' la concorrenza agli occhiali di Ferlisi, ma non sono della stessa, cioè Ferlisi è avanti
Da quant'è che fai parte? 4 anni faccio parte della protezione civile. Perché si fa parte di un gruppo? Perché io adesso ho tempo a disposizione, sono pensionato e posso dedicarmi al comune. Comunque il comune ha fatto molte cose perché interventi in fase di criticità in questo momento non ci sono, solo se dovuto al maltempo. Perché il comune comunque fa un buon lavoro di prevenzione. Che è fondamentale. Ve lo ricordo, siamo in diretta, siamo in Piazza Indipendenza, in questo momento alle nostre spalle è in corso il mercato dei prodotti del territorio, in questa piazza che di solito è il palcoscenico naturale della festa di San Martino che si è celebrata qualche settimana fa proprio qui a Cervignano del Friuli. La temperatura è buona, splende il sole e io vado da questa signora che di fatto si chiama e rappresenta i commercianti. Io mi chiamo Ilaria Giaccari, sì, rappresento i commercianti di Cervignano e niente, grazie dell'invito per questa trasmissione. Senta, ecco, si dice che Cervignano dà sempre un ruolo emporiale. Assolutamente sì, diciamo che ricopre un ruolo centrale nella Bassa Friulana. Siamo un paese, oserei dire ormai una città, forse il termine paese è ci sta un po' stretto, vogliamo diventare una città con tutti i benefici che può dare al cittadino, una città commerciale soprattutto. Ecco, quante sono le partite IVA? Oddio, mi fai I una negozi domanda... sono, cioè comunque tengono. Sì, allora, il periodo lo conoscete tutti, no? È stato abbastanza intenso, però ne stiamo uscendo bene. Direi che chi ha voluto intraprendere il percorso commerciale anche in un periodo così difficile ha trovato un sacco di soluzioni. Forse adesso qualche arma in più l'abbiamo anche per affrontare questi periodi che comunque insomma ci aspetta un Natale impegnativo, intenso, aspettiamo veramente molta affluenza nei nostri negozi e speriamo insomma che ci sia tutta questa affluenza, che si riconosca in Cervignano proprio un paese, una città dove poter venire a fare i propri acquisti. Giovani che tirano sulla saracinesca ce ne sono? Allora, ce ne sono. Devo dire che anche nei giornali, se avete letto ultimamente, parliamo sempre di parecchie aperture, più delle chiusure, quindi siamo già contenti. Giovani ce ne sono e hanno anche ottime idee, bisogna aiutarli a sopravvivere qua dentro. Allora ripartiremo da questa signora dopo la pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco. Allora, siamo in diretta a Cervignano, stavamo parlando con la signora Giaccari. Quante sono le attività aperte a Cervignano? Oddio, mi fai una domanda a cui non so precisamente rispondere, però siamo oltre un centinaio, assolutamente. Che iniziative state... Questo è un periodo caldo per noi, il Natale, ci piace attenderlo. Stiamo collaborando con alcune associazioni per cui collaboreremo per piccole iniziative, diamo una mano anche per quello che ci viene richiesto anche a livello comunale, se hanno necessità della nostra presenza ci siamo. E quello che noi facciamo a Natale è tenere aperto le nostre attività, perché questo è il momento di maggior afflusso dell'anno, quindi siamo concentrati sulle nostre attività. Le luminarie saranno accese o no? Perché i comuni in alcuni casi dicono no, bisogna risparmiare. Allora, io credo che ci sarà una politica di risparmio, poi lo chiederete al sindaco bene come verranno distribuite, quindi credo che non saranno tutte accese, ecco, non saranno tutte accese. Spero e mi auguro che siano accesi i punti focali almeno della città. Grazie. Prego, e vi aspetto in negozio. Grazie alla rappresentante dei commercianti di Cervignano e andiamo da questo signore, Gruer. Allora, io ve l'ho chiesto durante la pausa pubblicitaria, ci piacerebbe vedere di che cosa sono capaci questi ragazzi e queste ragazze. Gruer, di meglio
Karate Team. Sì, è la squadra che rappresenta lo sport plan di Cervignano, l'associazione a base qua. Non ha un'unica associazione, ha delle associazioni satellite che però naturalmente come riferimento prendono la base strutturale qua a Cervignano. Loro sono i rappresentanti di questa squadra, hanno avuto la fortuna di rappresentare i colori azzurri al recente campionato del mondo della Federazione Italiana Karate e portando a casa con soddisfazione 3 medaglie su 3 atleti, per cui è un'ottima prestazione. Che cosa si potrebbero far vedere? Adesso abbiamo aspettato l'ultimo momento proprio per evitare che non si ammalino, perché vogliamo che si allenino. Tutti e 3 cinture nere sono? Assolutamente sì, vorrei dargli un merito oltre la soddisfazione della medaglia al fatto che naturalmente questi 2 anni per lo sport sono stati difficoltosi per tutti, noi compresi, e il merito loro è stato quello di continuare la loro preparazione, chi nello scantinato di casa, poi soltanto all'aperto, e quindi la perseveranza li ha premiati poi con i risultati ottenuti. Ecco, io sono arrivato alla blu, mi ricordo ancora Ich Ni Son Shi Guruk, no? Questa è la, vedi mo? Ho detto bene? Più o meno, vedi? ci siamo. Poi mi hanno allontanato perché sbagliando applicavo quello che avevo imparato a scuola e ho sfracassato i denti a qualcuno e giustamente la scuola mi ha detto vai e non tornare. Vai a fare il giornalista. E quindi fateci vedere qualche... Intanto come si saluta me lo ricordo ancora, però ragazze... Ok, quindi loro nella specialità Kumite hanno preso la medaglia, quindi in questa che si tratta di combattimento, quindi essenzialmente metteranno giusto per far vedere la qualità tecnica, insomma. Vai, prego ragazze. Ok, quindi il lavoro di gambe ancora Nikita, grazie. Okay, quindi il lavoro è sia velocità che controllo, assolutamente. Quindi il controllo prima di tutto, perché la specialità del combattimento nel nostro settore non è a contatto pieno, però naturalmente anche se i colpi potrebbero arrivare naturalmente. Scusami, chi sono quelle che danno più soddisfazione, le signorine o i ragazzi? Sicuramente le signore, nel senso che approfittando della giornata che ricordiamo ieri, era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, insegnare alle ragazze che è una disciplina che gli dia sicurezza e autostima, sicuramente è un coltivare la cultura del rispetto, per cui assolutamente le ragazze. Allora facciamo ancora un passaggio e dopo cambiamo. Di braccia naturalmente, ok, quindi vedete il colpo arriva per quello che si chiama skin touch, ok, ancora. Poi diamo soddisfazione anche agli uomini, perché sennò, poveri, sempre gli ultimi della fila, no, assolutamente no. Vai Marco. Stesso controllo che si richiede alle braccia, naturalmente si richiede alle gambe. Pertanto... Ecco, presentiamo queste 2 ragazze, si chiamano? Prego, Marchesan Nikita. Mai nome poteva essere più scelto apposta, ok? Martina Namoini, ok? E Marco Pozzato. Grazie, facciamo un applauso in piazza, penso che non sia questa cosa improvvisata in piazza Indipendenza, questa è Cervignano. Non è mai arrivata la Croce Verde da voi? No, al limite chiediamo il contributo dell'Avis nel momento, FDS scusate, non vorrei aver fatto danni, ok, nel momento in cui qualcuno perde sangue. Ecco, c'è un rappresentante della Croce Verde al quale chiedo, lei, venga, lei si chiama? Giovanni Dalì, sono il vicepresidente. Da lì, era una battuta ovviamente, voi siete ormai un riferimento per il territorio e spero non dobbiate mai intervenire in queste palestre. Facciamo solo servizi di assistenza a eventi sportivi innanzitutto, ma prima di tutto, tanto ho 40 anni che è presente sul territorio, 82-2022. Adesso è autonomo dal 90, quindi abbiamo attualmente 5.000 soci e 150 volontari. 5.000 soci? 5.000 soci, esattamente. 150 volontari, servizi di pronto soccorso, quindi di urgenza, collegati con 112, il territorio che va da Cervignano a Quirei, a Terzo, Fiumicello, Ruda, Toviscosa, e poi servizi di trasporto sanitario nell'ambito ospedaliero, quindi servizi per dialisi, per visite dei hospital, eccetera. Quest'anno abbiamo fatto 7.000 servizi, come nell'ultimo triennio, 7.000 all'anno, 300.000 km all'anno, e quindi oltre ai volontari ovviamente vengono impiegati anche persone dipendenti, qualcuno, pochi,
e molti infermieri a fattura, perché sono professionisti, perché è obbligatorio. Oltre ovviamente a servizi sanitari di questo tipo qua, svolge un servizio anche di organizzazione corsi di pronto soccorso e di corsi cardiopolmonari. Viene poi ovviamente assistenza agli eventi sportivi, spesso quando viene richiesta obbligatoria. Organizza appunto questi corsi periodici e svolge anche un servizio, come dire, sul territorio importante perché è un servizio ambulatoriale per quanto è possibile infermieristico. È una presenza ormai storica su Cervignano che secondo me svolge anche un servizio essenziale, visto che la sanità non può coprire tutto quello che è in quest'ambito, quindi fa quel servizio che per la popolazione è importante perché dà, come dire, un'assistenza ma anche una sicurezza che qualche volta necessita per dare appunto per persone più bisognose. Ha delle convenzioni con tutti i comuni limitrofi, Cervignano, Aquileia, Terzo, Fiumicello, Torviscosa, e quindi insomma copre tutta questa parte qua. Gli altri comuni poi sono coperti da altri tipi di croci rosse o Sogit. Abbiamo convenzionati ovviamente anche con l'ASL di Udine, con cui collaboriamo molto bene, siamo amici anche del direttore generale, e quindi tutto sommato è un servizio secondo me che funziona bene, che negli ultimi tempi insomma è una presenza ormai consolidata. Ecco, Vicepresidente, concludendo, lei ha snocciolato dei bei numeri. Quanti soccorsi effettuate all'anno? 7.000 soccorsi tra trasporti e soccorso. Quindi sia trasporti primari che secondari. Avete bisogno di volontari? Sì, 150 ne abbiamo. Devo dire la verità che nasce nell'82 col gruppo Scout e il gruppo Azione Cattolica, quindi i volontari erano la maggior parte. Adesso c'è, se vogliamo, un po' di carenza nell'ambito volontariato, però ce ne sono. Frequentano il corso che organizziamo noi all'interno, con i medici ovviamente, e quindi c'è un mantenimento del volontariato. Del resto ci siamo trasformati in ODV l'anno scorso, siamo iscritti a RUNS, al registro unico terzo settore, quindi sotto questo profilo siamo assolutamente in regola con la normativa attuale in quest'ambito qui. Vicepresidente, aspetta la pubblicità che così poi ci salutiamo se devi andare via. Barbara Nalon, assessore, a che cosa assessore? Assessore al decentramento delle frazioni e all'ambiente. Però... Quindi per mia zia che non sa che cos'è il decentramento. Non Cervignano, ma quello che c'è fuori. Tutto intorno. Esatto. E le frazioni, le ricordiamo, se ovviamente c'è Strassoldo che ci guarda, e le altre frazioni quali sono? Muscoli, io abito a Muscoli però, per cui guai toccarmi i muscoli, e Scodovacca. Che cosa chiedono le frazioni? Chiedono un po' di riguardo anche per loro, quindi non solo per Cervignano, poi noi siamo appena arrivati, quindi pian piano vediamo di fare qualcosa di più anche per loro. E quindi Strassoldo si conosce di più anche perché dal 2020 fa parte dei borghi più belli. Poi, quanto bella è Strassoldo? C'è un po' di campanellismo però tra Strassoldo e Muscoli, quindi io posso, cioè è bella, però non posso dire che è bellissima perché... È bellissima, no, ti do un consiglio di comunicazione, è bellissima sia Muscoli che e No, anche ma io- Strassoldo. No, è bellissima, però io ci tengo a Muscoli. Ma tu sei assessore al decentramento di tutte le frazioni e quindi sono bellissime ma tutte. per me le frazioni sono meglio di Cervignano. Perfetto, ne abbiamo detto la seconda. A questo punto noi adesso andiamo in pubblicità, caro Caramaschi, e poi riprendiamo chissà da chi. Rimanete lì. E qui terza parte del campanile del sabato, e siamo a Cervignano. Se vi siete collegati col canale 11, ovvero sia il canale 2 volte numero 1, c'è un marchio al quale io sono particolarmente affezionato, che sono i donatori di sangue. Guardate il sorriso di quest'uomo. Tu non sei il presidente però? No. Sei socio? Ho fatto 50 anni di consigliere comunque. Quante donazioni hai all'attivo? 75. Giustamente Caramaschi mi dice che devo spostarmi, fa il vigile urbano, e ti chiami così salutiamo a casa. Roppa Luciano. Cecotto Federico. Siamo sui 20 donazioni. Sandro Campisi, 75 donazioni. Presidente? Giuseppe Gonella, 80 donazioni. Quindi è l'uomo, uno tra quelli che hanno donato di più. Esattamente, esatto. In questo momento qua è quello che ha più donazioni. E avete fatto bene a portarlo perché deve essere un esempio. Campisi,
di fatto si dona al centro trasfusionale di Palmanova. Esattamente, che è il centro diciamo, di riferimento della zona della Bassa Friulana, anche se poi noi facciamo solitamente 4-5 uscite di autoemoteca nel territorio per dare la possibilità ai donatori di donare sul paese senza dover spostarsi e andare fino al trasfusionale, quindi abbiamo l'alternativa per le persone che desiderano effettuare donazioni durante l'arco dell'anno. Io amo i numeri, quanti siete? Allora, noi siamo 416 soci totali, di cui 280 attivi. Attivi vuol dire che sono persone che sono ancora in grado di poter donare per età o senza avere problemi di salute. Giovani? Voi fate, noi ci siamo sentiti anche per gli articoli che sono usciti sui nostri mezzi, c'è qualche inserimento nuovo? Allora, inserimenti nuovi ce ne sono sempre, noi ogni anno facciamo un'attività di propaganda presso le scuole elementari e le scuole medie per iniziare diciamo, a capire e a dare i primi diciamo, rudimenti del dono del sangue e del volontariato ai ragazzini, per poi passare al Malignani e al liceo Einstein di Cervignano, dove portiamo l'autoemoteca, facciamo fare la prima donazione ai neo diciottenni e quindi avviciniamo nuovi donatori alla nostra sezione ed anche alle sezioni limitrofe della Bassa. Ragazzi, buon lavoro e grazie per quello che fate, Campisi. Grazie a voi, alla prossima. Sintetici, ma oramai sono figure particolarmente rodate e qui c'è il ben di Dio. Bella sta giacca, guardate che eleganza. Come stai intanto? Bene, grazie. E tu chi mi rappresenti? Io sono Leonardo Tellini, rappresento la SD Pro Cervignano Muscoli, la squadra di calcio della città di Cervignano. Come andiamo? Andiamo molto bene, siamo contenti perché da qualche anno abbiamo intrapreso un progetto di crescita volto allo sviluppo del settore giovanile. Contiamo circa 180 bambini in tutta la filiera che è completa, va dai primi calci fino alla squadra juniores, più una trentina circa di ragazzi della prima squadra. Puntiamo molto sui giovani e abbiamo un progetto che vogliamo sviluppare nel tempo per poter crescere i ragazzi in casa, permettere loro di divertirsi seguendo la loro passione e sperare di ottenere dei risultati da qui in avanti. E quindi il vivaio c'è come? Sì, il vivaio c'è come, è completo, come dicevo prima la filiera è completa e grazie al lavoro dei dirigenti che credono nei valori, nell'attaccamento alla maglia, che sono dei fattori su cui noi puntiamo molto, sta crescendo e crescerà, speriamo ancora di più da qui in avanti. I colori identificativi? Giallo-blu, i colori di Cervignano, che sono caratteristici della nostra città da sempre. Il prossimo anno, nel 2023, la società che è nata nel 1923 compirà 100 anni di storia. Qualche anno fa ci siamo tolti delle importanti soddisfazioni, abbiamo vinto la Coppa Italia di promozione nel 2018, nel 2019 il campionato di promozione, siamo ritornati in eccellenza che è il massimo campionato dilettantistico regionale e poi abbiamo intrapreso questo progetto volto allo sviluppo del settore giovanile ad una squadra formata da giovani. Perfetto, e magari mostreremo i colori del Cervignano anche perché potremo guardarci una partita assieme, visto che ho il piacere, nonostante la mia veneranda età, di essere inserito nella squadra di Poltronissima e quindi con l'anno nuovo magari potremo metterci davanti a uno schermo e indosserò la vostra sciarpa. Questa signora è una calciatrice. Anche no, sono Elisabetta Nicola, presidente della Proloco di Cervignano. Guardate l'aereo, ecco, scusami Caramaschi, ma io ogni tanto, chissà, questo sta atterrando. Sì, arriva a Ronchi questo, sì, all'aeroporto. Chissà da dove arriva, caro Caramaschi, dove viaggia, chissà da dove è partito. Allora dicevamo Mondo Proloco che è stato messo a dura prova dalla pandemia, però dai, guardiamo con fiducia. Certo, abbiamo ripreso diciamo non al 100% ma un buon 80% tutte le attività, abbiamo appena finito la fiera di San Martino, abbiamo coordinato le associazioni per la questione chioschi e tutto, è stata una bellissima fiera con tanta partecipazione. Ora come i prossimi appuntamenti si avvia al Natale e stiamo organizzando insieme all'amministrazione comunale questo ricco calendario di eventi. E come Proloco ricordiamo che ogni prima domenica del mese c'è il mercatino dell'usato qua in Piazza Indipendenza, quindi il prossimo mercatino è il 4 per augurarci tutti quanti buone feste. Dopodiché ricordiamo un appuntamento grande che abbiamo in programma il 19 dicembre al Teatro Pasolini, ci sarà con noi lo spettacolo di Omar Fantini,
grande comico di Colorado, House of Gag, insomma ha partecipato a moltissimi programmi. Presenterà questo monologo di leggerezza, di ironia, di allegria, per farci un po' dimenticare, tra virgolette, questi periodi bui. Presidente, grazie. Prego, grazie a voi. Allora, era la Presidente della Proloco di Cervignano e mi verrebbe voglia di dire musica maestro, perché fra poco saremo incantati evidentemente da questi signori. Questo suona al piano e mi rappresenta, e ti chiami? Allora, io sono Gabriele Avian, rappresento l'Accademia di Musica AGM di Cervignano del Friuli e noi organizziamo corsi di musica sia qui sul territorio e lavoriamo in collaborazione, in convenzione col Conservatorio di Trieste, Tartini? Esatto, e col Conservatorio di Pesaro, Rossini. E sul territorio poi abbiamo diverse rassegne e diversi festival, in particolare incontri con la musica, che prevede masterclass, concerti, eccetera, eccetera. Viene svolto qui a Cervignano tutto l'anno e abbiamo avuto l'opportunità di collaborare anche con maestri importanti dal Teatro La Scala, piuttosto che appunto anche dall'estero, eccetera, eccetera. E organizzeremo quest'anno la seconda edizione del concorso internazionale di musica, Città di Cervignano proprio, che richiamerà circa 300 persone da tutta Europa, forse anche da fuori Europa, qui a Cervignano. Quando? Il concorso si terrà dal 29 marzo al 2 aprile del prossimo anno ed è aperto fino ai 30 anni d'età, principalmente è un concorso di musica classica per le sezioni pianoforte, flauto, violino e chitarra. Senti, presentami tu il tuo collega. Il mio collega è Franz Contadini, lui invece si occupa principalmente della musica moderna, esatto, ed è un'altra scuola di musica qui sul territorio, in realtà molto più vecchia della nostra, perché noi siamo più recenti, che è la Supersonic, e lascio la parola a Franz. Franz. Eccoci qua, ciao a tutti. Ciao, un sodalizio ricco di storia. Sì, io ho questa scuola di musica che ho fondato nel 2000, quindi sono 22 anni, la Supersonic Music School, che è sia scuola di musica moderna che uno studio di produzione musicale dove io faccio produzioni anche per artisti famosi e da 22 anni lavoriamo qui a Cervignano molto bene, sono molto soddisfatto. La nostra scuola è una scuola appunto moderna dove da noi possono venire dai bambini ai ragazzi adulti sia per studiare la musica seriamente sia per un hobby. Voglio imparare 4 accordi per suonare battisti, vengo lì e studio battisti. Facciamo un sacco di attività collaterali, concerti, registrazioni con gli allievi, stiamo preparando una nuova canzone di Natale e in più ho avuto l'onore per 7 anni di organizzare il prestigioso premio Casa della Musica qui a Cervignano, perché abbiamo una Casa della Musica eccezionale, che è un premio rivolto ai giovani artisti della nostra regione. A me adesso è venuta un'idea, visto che mi hai parlato di canzoni di Natale. Mi piacerebbe che voi il 20 dicembre veniste allo Scrigno in diretta, chissà se si può fare. Sì, volentieri, guarda, io ci sto perché stiamo realizzando con i nostri allievi una canzone famosissima degli anni '80 che sveleremo prossimamente, rivisitata, canzone di Natale, e faremo anche un bellissimo video proprio per tutti a Cervignano e possiamo pensarci. 20 dicembre perché sarà il puntatone di Natale, quindi si comincia a introdurre l'argomento martedì, così facciamo anche promozione ai nostri programmi. Con lo Scrigno martedì alle ore 21 avremo la banda di Buia che compie i 135 anni e concluderemo dicendo che il Natale sta arrivando. A questo punto io ti aggancio e spero che il 20 non andare via, che così prendiamo accordi. E qui l'uomo è particolarmente slanciato perché è un uomo di sport. Sì, mi sentivo un nano altrimenti. Sì, sono Andrea Scrosoppi e rappresento la locale società del basket cervignanese. Scusami, è un cognome che mi balza un po' l'orecchio. Siamo parenti di? Siamo parenti di, sì. Abbiamo una raccomandazione ad alto livello, diciamo. Oro non si sa mai, che porta bene padre Scrosoppi. E niente, dunque la nostra associazione è presente sul territorio da circa 60 anni e siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose. La nostra squadra milita nel campionato di Serie C Silver, che a livello dilettantistico rappresenta un po' l'apice che si può raggiungere a livello locale. Il nostro fiore all'occhiello è il settore giovanile,
Nel complesso ci sono circa 180 atleti che gravitano in tutte le squadre che stiamo gestendo. In particolare ci sono 80 ragazzini del mini basket, quindi è la base da cui poi nasceranno i futuri atleti. Dove vi allenate? Poi andiamo in pubblicità. Ci alleniamo, ravviviamo 3 palestre sul territorio, soprattutto il Palazzetto dello Sport, poi c'è la palestra del Liceo di Cervignano e un'altra palestra della Turisella, così chiamata, che sono le sedi tipiche delle nostre attività. Grazie Scrosopi, mi piace pronunciare questo cognome perché lui ci guarda sicuramente dall'alto. Adesso noi andiamo in pubblicità e torniamo qui con la quarta parte. Credo sia imminente l'arrivo degli sposi. A tra poco. L'avete vista e non niente per caso, è passata è sicuramente una gazzella dei carabinieri di Cervignano, suonano le campane e sono arrivato a Maurizio Brussolo, che tra l'altro è lo sposo, ritenevo si fosse già sposato, la sposa che è Rebecca non è ancora arrivata. No, purtroppo è in ritardo come tutte le donne, si fanno molto attendere. Vabbè, aspettiamo che a momenti dovrebbe essere qua. Quant'è che state assieme, Maurizio? 4 anni fischiati che siamo assieme, abbiamo deciso di fare questo passo per i bimbi che abbiamo, io da altro matrimonio e lei anche, quindi per sistemare i bambini abbiamo deciso di fare questo passo. Felici, contenti, lo facciamo con orgoglio. Con orgoglio, come ha portato la divisa, perché lavorava qui nella Bassa Maurizio nell'Arma dei Carabinieri, quindi dovremo fra poco sentire i clacson, così salutiamo Rebecca e chiudiamo in gloria questa puntata del campanile del sabato. Io vado da queste 2 ragazze, guardatele, si figuri signora, io amo fare... Resta qui tutto il giorno? E ci chiami ragazze. Andrà al matrimonio. No, non sono invitato signora, no, io sono qua per lavoro, no? Quindi... Ma voi cosa fate da queste parti? Io rappresento l'Università della Terza Età. Sono la vicepresidente, avrebbe dovuto esserci qui la nostra presidente Irina Coretti, e invece io sono Carla Aita e lavoro all'Università della Terza Età da quando è nata, praticamente da 35 anni. Quanto è importante per una persona che è entrata nella terza età far lavorare la testa? Tantissimo, per tanti motivi, non solo la testa, ma anche lo stare in contatto con le persone, perché la nostra è un'associazione socioculturale, quindi attraverso la cultura si cerca l'aggregazione delle persone, il superamento della solitudine. E abbiamo una realtà abbastanza importante perché siamo nati come sede staccata dell'Università di Udine. Poi però ci siamo resi autonomi dal 2012 e operiamo in tutta la bassa friulana e abbiamo più di 600 persone che fanno capo a noi. E invece andiamo da un'altra signora che si chiama Maria Teresa e sono un'operatrice della Caritas parrocchiale. C'è la povertà anche a Cervignano. Purtroppo. Quante famiglie seguite? 140 famiglie per un totale di circa 400 persone. E vanno aumentando. Poi diciamo così il dato esponenziale è stato con l'arrivo dei profughi ucraini che aiutiamo. Quindi voglio dire, voi avete un centro di raccolta? Diciamo abbiamo l'Emporio che distribuisce viveri e abbiamo un servizio di vestiario. Quindi se c'è qualcuno che vuole fare delle donazioni deve chiamare la Caritas di Cervignano? Chiama la Caritas di Cervignano, si rivolge al parroco, anche chi vuole portare anche una unica spesa, diciamo così, tutto aiuta per tirare avanti senza pensieri le persone che vengono a chiedere aiuto. Grazie signora, e quindi abbiamo parlato anche di supporto ai più deboli e quindi grazie al lavoro che fa la Caritas in ogni luogo.
io vado da questo signore, che cos'è la RSM Staff? Buongiorno a tutti, intanto non è certo Repubblica di San Marino, ma è Ricreatorio San Michele, appunto di Cervignano. Che cosa fate? Allora, il Ricreatorio San Michele è un ricreatorio parrocchiale dove accogliamo ogni giorno i nostri bambini, ragazzi, giovani, adulti anche della nostra città, dove cerchiamo in qualche modo di fargli così trasmettergli dei valori cristiani, come è la nostra missione appunto, e educarli alla fede attraverso le molteplici attività che noi qui a Cervignano proponiamo. Infatti il ricreatorio di Cervignano è uno dei ricreatori maggiori che abbiamo nella nostra diocesi. Allora ti interrompo perché la sposa è arrivata, neanche avesse saputo che fra 10 minuti questa diretta termina, e quindi lo sposo credo che abbia il battito cardiaco che finalmente e vanno ad accoglierla. Vediamo da che parte scende Rebecca, eccola qui, lo sposo la guarda e niente, sarà credo il papà ad aprire ovviamente la porta a sua figlia, la porta di quest'auto con tanti fiocchi rosa, e credo che adesso ci sarà l'applauso perché eccola qui. Evviva la sposa! Com'è? Bene, bene, emozionatissimo a vederla vestita così. È una bella donna. Bella donna. Allora, Rebecca, buongiorno, siamo in diretta, lo sposo, quasi sposo, ha già parlato. E quindi come ci prepariamo a questo momento? Agitata, un pochino agitata, sì. In napoletano come si direbbe? Oddio, mo mi prendi così, non saprei. No, mi prendi così, non saprei. Dove andate in viaggio di nozze? No, prossimo anno, saltiamo. Sì. Si può dare il bacio prima del matrimonio? Credo di sì. Un bacino, così facciamo questa cosa in diretta che a me piace tanto. Non si sono ancora sposati, ma stimoliamo i sentimenti belli. Ciao Maurizio, in bocca al lupo e buona vita. Quindi so che il sindaco vi sta aspettando, avete una pratica da espletare. Guarda, e queste sono le... chi sono? Sono le mie amiche loro. Sì. E pensate che non si sono ancora sposati, chissà cosa succede più tardi. Salite pure in municipio, grazie. Ciao. Allora andiamo a concludere, perché dov'è Di Meglio? Di Meglio è di là. Grazie Simone. Dicevamo, quanti sono i ragazzi che seguite? Diciamo che come associati, visto che il nostro ricreatorio è un'associazione, ne abbiamo circa tra i 600 e i 700, di cui una buona parte di questi sono i ragazzi che frequentano le tante attività, sia d'estate con i centri estivi, sia d'inverno con i vari momenti di animazione. Per esempio, evento importante per noi sarà proprio lunedì prossimo, 5 dicembre, quando arriverà San Nicolò, e quindi in giro per Cervignano porteremo con tutti gli animatori di Cervignano anche San Nicolò. Grazie al rappresentante del ricreatorio. Io vorrei andare un attimo da Di Meglio, che così non siamo in controluce, agevoliamo, e anche il vice sindaco, così chiudiamo in bellezza. Allora, Di Meglio, noi ci siamo visti nell'ultima intervista in un luogo di sport. Certamente sì, arti marziali, karate. Non mi ricordo però quando, Qualche anno fa, caro. Sì, può essere. Tu sei in amministrazione. Sì, sono assessore allo sport. Guarda caso. Sì, polizia locale, protezione civile e sicurezza. Ecco, salutiamoli, abbiamo visto prima gli agenti della polizia locale, figure preziose per il nostro territorio. Come stiamo a sicurezza? È un'area abbastanza tranquilla? Ma diciamo che stiamo passando un momento buono, tranquillo da quanto mi dicono, insomma, quindi metteremo sicuramente in moto, miglioreremo sicuramente il settore con telecamere e agenti se possibile, però non c'è proprio questa grande necessità e soprattutto non c'è da aver paura in questo momento. Ecco, vediamo che adesso stanno entrando gli invitati in sala dove appunto si uniranno in matrimonio Maurizio e Rebecca fra pochi istanti. Noi abbiamo avuto il privilegio di intervistarli prima del fatidico sì, e il fatto che abbiamo visto tante associazioni sportive a Cervignano cosa vuol dire? Ma guarda, con lo sport stiamo passando, visto che questa è la ripresa, stiamo passando un buon momento. Come forse hanno detto anche gli altri presidenti delle società che sono presentati prima,
c'è stato un incremento di iscrizioni nei vari sport, e la cosa buona è anche che ci sono stati dei grandi risultati anche. Abbiamo visto i campioni del mondo, abbiamo la società che è campione italiano nel baseball, la settimana scorsa la pesistica ha vinto i campionati italiani anche loro, quindi ci sono veramente questi grandi risultati che ci danno un futuro roseo, secondo me, lo vedo molto positivo. Grazie Di Meglio, baciato dal sole, è una bella temperatura, si sta bene a Cervignano, quindi venite da queste parti perché è una città tutta da scoprire. Vice Sindaco, io l'ho lasciata per ultima perché volevo chiudere con lei e con la Nalon che ha questa cartellina, e la ringrazio perché ci ha aiutato appunto nell'allestimento, nell'accoglimento dei nostri ospiti. Lei che deleghe ha? Io intanto benvenuti, grazie per essere venuti a trovarci. Io ho deleghe a politiche sociali, promozione della città e attività produttive. Senta, che cosa c'è da promuovere a Cervignano? Se dovessimo approfittare del fatto che siamo in diretta a Telefriuli, mi dica 3 cose che vanno assolutamente spinte. 3 cose assolutamente. Borgo tra i più belli d'Italia, strasoldo, da valorizzare al massimo, enormi potenzialità. Villa Chiozza, col suo parco e l'allevamento dei cervi, bellissima frazione. 3 cose mi ha chiesto, e direi... A Muscoli, signora, dobbiamo dire qualcosa su Muscoli? L'ambiente, Muscoli ha un bellissimo corso d'acqua, e da valorizzare e da potenziare quello, secondo me. La chiusa veneziana. La veneziana mi suggerisce la mia collega più esperta, è il sindaco di Muscoli. Il sindaco di... Bellissimo questo, le piace questo hotel? Il sindaco di Muscoli, Barbara è sindaco di Muscoli. Allora, Nalon, noi credo che con questi occhiali molto affascinanti del nostro Caramaschi ha fatto così come per dire dobbiamo andare a chiudere, quindi torni a Muscoli, oggi rimane a Cervignano? Torno a Muscoli, si sta troppo bene. Un appello, tifosa dell'Udinese? Tifosissima dell'Udinese. E adesso noi siamo gli sposi, vedete, io però vorrei chiudere con il papà, io vado, dimmi. Ma mi sa che qui, volevi avere il sindaco, ma mi sa che il sindaco neanche per l'1:30 non viene giù se la sposa non va ancora a sposarsi. Vediamo, sposa, volevo chiudere con il papà, chiudiamo col papà. Allora, senta, è pronto per questo viaggio? Ormai siamo già... Ma senta, ma Maurizio le ha chiesto la mano come ai vecchi tempi? Tanto tempo fa. Bellissimo. Avete visto l'espressione che è tipica dei campani? Tanto tempo fa. Senta, buona festa. Grazie. Ha già baciato sua figlia, sì. Sì, l'ha baciato tutti i momenti, dai. Continua. Bellissimo questo papà. Caramaschi, noi dobbiamo chiudere. Come si dice dobbiamo chiudere in napoletano? No, io sono siciliano. A Maggiore. Hai capito? No, tu sei siciliano. Sì. Perché mi sono convinto che sei napoletano? Mamma è di Salerno. Quindi sì, mi risultava che c'era un legame con la Campania, quindi c'è questo mix Campania e siete a Cervignano. Caro Caramaschi, noi dobbiamo io rimarrei a Cervignano per le prossime 6 ore perché qua c'è tanto da raccontare, lasciamoli perché sennò il mitico Balducci, sindaco, che salutiamo, si arrabbia perché è su che attende. Grazie a Caramaschi e grazie al nostro Fabio Di Bernardo che ha gestito la regia odierna. Arrivederci da Cervignano, buon sabato e buona domenica. Questa trasmissione è stata offerta da Movest Trasporti, Spedizioni, Logistica.